Buongiorno, dobro jutro, guten Morgen, buondì. Dal 1420, che stanno sono 600 anni, Vignesie è acchiappato il Friul. Come e sono arrivati anche desperaulis nuovis. Per esempio, Checo, che si diceva Cesc a Francesco, è diventato Checo. Beppo si diceva Josef, e dopo un'altra parola. Sapete che anche un notimole, si dice alle un epitime. Ecco, ai vignodi di Vignesie che parole, perché a Vignesie, quando uno aveva besti di tira su di un altro e che noi pagava i debiti, lui al pagava un vistut di neri, che si chiamava la pittima, che appena che gli esseva di chiesa che aveva i debiti, lo accompagnava in pubblico sempre, che tutti venissero a sapere che lì aveva debiti e non lo pagava. Ho spiegato il significato di queste parole, di questo che non mollava il debitore, ecco perché non sto che a voi di chiappare il titolo di pittime, di quel che non molle mai. Buone giornate e buone vite.